Una bicicletta elettrica custodita all'interno di un garage è stata rubata la scorsa notte a Borgo San Giovanni. Il furto si è verificato nella zona vicina alla chiesa e alla farmacia del quartiere e ne è rimasta vittima una signora che stamane, mentre usciva di casa per recarsi al lavoro, ha riscontrato la porta del box aperta e l'assenza della bicicletta in questione. Pare che la serratura non presenti segni di scasso evidenti e visibili, anche se una vicina di casa afferma di aver udito provenire rumori sospetti nella notte. La donna ha presentato stamane denuncia alle forze dell'ordine. Una barca di vongolari di Pellestrina, la Federico II, è affondata la scorsa notte nel mare antistante la spiaggia dell'Excelsior al Lido di Venezia. Il natante stava effettuando operazioni di pesca quando, all'altezza dell'abitato di Malamocco, ha avvertito un colpo brusco. Dopo aver provato a procedere con la navigazione, a una verifica il personale si è accorto di imbarcare acqua. Il mezzo è comunque riuscito ad arrivare al Lido, dove ha effettuato un incaglio volontario adagiando la barca sulla spiaggia, dove giace ancora semisommersa in attesa del recupero. Gli operatori del Cogevo, accorsi alle prime luci del giorno a riscontrare l'accaduto, nel luogo dove il comandante pensava di aver attutito il colpo, hanno evidenziato la presenza di un albero mastodontico, il cui tronco è posizionato a una profondità di circa 6 o 7 metri e sporge dall'acqua per un altro metro. Nel buio della notte, non essendo l'ostacolo segnalato né illuminato, era praticamente impossibile accorgersi della sua presenza. Anche questa circostanza viene denunciata dagli uomini del Cogevo. Sbotta il presidente Michele Boscolo Marchi. E quindi al buio stanotte non è impossibile vederlo, sì. Praticamente è successo il fatto. Sto fatto a me preoccupa perché verbalmente in tutte le sale, in tutte le lingue, in tutti i modi possibili e immaginabili, dobbiamo sempre manifestare che il mare è una discarica a cielo aperto e nessuno se ne occupa. Il problema dobbiamo sempre manifestare, adesso è successo. Ma adesso che comunque è successo, sentendo un po' i vari enti, nessuno si toglie la responsabilità di andarlo a tirare via. Ma qua che siamo io a parlare di un albero che esiste di traccio al traffico a 360 gradi perché c'è capitato il disastro peschereccio. Sì. Ma se nessuno va attorno stanotte, sì, può capitare a un barchino, sì, a una barca da passeggio, a un diportista, a una qualsiasi imbarcazione può capitare. Sì. Quindi il mare è la cena roulette russa. Sì. Quindi che vuole la gente competente che quando succede una cosa del suo genere, quando viene avvistata, che sia un ente preposto che vada a recupero. È stato firmato l'accordo di partnership tra la città metropolitana di Venezia, Veritas e Inwit per il progetto di recupero delle periferie e la mobilità sostenibile nel territorio di 14 comuni veneziani. L'accordo dà il via libera a diversi interventi secondo il bando di finanziamento del Consiglio dei Ministri. In questo ambito Veritas si occuperà del miglioramento dei servizi urbani nelle aree periferiche del comune di Chioggia, attraverso il potenziamento della pubblica illuminazione e il risparmio energetico, grazie alle nuove lampade a LED. Inoltre sarà migliorata anche la sicurezza dei cittadini con l'installazione in tutto il territorio comunale di telecamere di videosorveglianza connesse tra loro. Per questi interventi il bando ha riservato un finanziamento di 2.170.000 euro. Ulteriori 930.000 euro sono stati destinati da Atlantico, soggetto privato cofinanziatore, per un totale di 3.100.000 euro. Commenta l'assessore alle società partecipate Daniele Stecco. Gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica consentiranno l'abbassamento dei consumi e di conseguenza una riduzione della spesa dell'amministrazione, liberando risorse per altri interventi ordinari. Missione in barca per la FAI CISL a bordo dei pescherecci Chiogiotti, nell'ambito della campagna nazionale Porto Sicuro, che coinvolge 70 marinerie, dove promuovere la cultura della sicurezza, i diritti e doveri dei lavoratori imbarcati. Il comparto ha bisogno di maggiori attenzioni da parte della politica.
ha detto alle telecamere di Chioggia Azzurra il segretario generale Onofrio Rotta dopo l'incontro avvenuto a Roma con la neoministra Teresa Bellanova. Dobbiamo diventare centrali nei tavoli di confronto europei e assicurare la categoria di lavori usuranti con accesso anticipato alla pensione, in virtù dell'impegno fisico che comporta l'operare nel mare. Dal canto suo, il coordinatore nazionale del settore pesca, il chioggiotto Pierpaolo Piva, punta il focus sulla stabilità degli ammortizzatori sociali. Non possiamo aspettare anni per l'indennità del fermo biologico 2018, 30 euro lorde, che al netto diventano 23. Né è possibile attendere un mese per ricevere l'indennità di malattia. L'INPS restringa i tempi di abbuono. A Chioggia nei giorni scorsi era presente anche Silvano Giangiacomi, segretario nazionale della FAI-CISL. A noi preme incontrare i pescatori nel loro luogo di lavoro, ha detto, che è il peschereccio. Ne abbiamo documentato la giornata e le condizioni pesanti, allo scopo di rappresentare nei tavoli istituzionali le istanze, le rivendicazioni relative alle tutele previdenziali e assistenziali. Nel ribadire che occorre dare stabilizzazione economica nei momenti di mancato lavoro, Giangiacomi parla anche della sicurezza a bordo, dopo i tragici fatti che hanno coinvolto nelle scorse settimane e mesi anche la marineria clodiense. Vogliamo la piena applicazione anche alla pesca del decreto 81 del 2008, che a terra viene già osservato, mentre in mare siamo ancora fermi alle norme del 1998. Serve formazione e informazione, per questo abbiamo attivato a Chioggia e a Caorle dei corsi ad hoc. Avrà luogo domani, a Chioggia come in larga parte del mondo, il terzo sciopero studentesco internazionale per protestare contro i cambiamenti climatici indotti dall'uomo. La mobilitazione, rilanciata dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, che nei giorni scorsi ha partecipato alla sessione delle Nazioni Unite, coinvolge a Chioggia gli allievi delle scuole superiori che oggi pomeriggio, giovedì 26, dalle ore 16 si ritrovano in assemblea alla pista di Borgo San Giovanni per coordinare l'iniziativa di domani. La partenza sarà alle ore 8 davanti al liceo veronese di Borgo San Giovanni, poi il corteo si dirigerà, snodandosi lungo il marciapiede, verso Corso del Popolo a Chioggia, dove alle ore 9:15 ci sarà un'iniziativa scenografica e simbolica relativa allo scioglimento dei ghiacciai, quindi alle ore 10, epilogo al deposito di GPL in via Maestri del Lavoro a Valdario, attraverso Calle Duomo, piazzale Poliuto Penzo, via della Repubblica, via Naccari. Nell'occasione la polizia locale ha ordinato l'istituzione dalle ore 8 di venerdì 27 del divieto di sosta con rimozione del mezzo per tutti i veicoli in entrambi i lati del Corso del Popolo, nel tratto di fronte al municipio, al fine di far radunare i partecipanti alla manifestazione. Verrà anticipato alle 9 l'inizio della ZTL in Corso del Popolo Nord, consentendo il transito, in deroga al divieto, alle autovetture partecipanti alla manifestazione. Infine verrà interrotto temporaneamente il traffico veicolare nelle strade interessate alla manifestazione stessa, per il periodo di tempo necessario ai passi del corteo. Venerdì 27 settembre anche Chioggia aderisce al progetto Il Veneto Legge, promosso da Regione del Veneto, Associazione Italiana Biblioteche e Ufficio Scolastico Regionale, che consiste in una maratona di lettura da realizzare attraverso una staffetta in orari e luoghi differenti nel territorio comunale. La manifestazione prenderà il via al mattino nelle scuole aderenti all'iniziativa, per proseguire nel pomeriggio con numerosi appuntamenti in città, resi possibili grazie al Circolo Culturale di Sant'Anna, al gruppo Amici della Poesia, al gruppo Poeti Città di Chioggia, alla ludoteca La Mongolfiera di Sottomarina e al centro di aggregazione giovanile in via Zarlino, al gruppo di lettura nel Mar delle Storie, al Circolo Andos di Chioggia e all'Università Popolare Guido Geladore. Oltre alla sede della Biblioteca Sabadino in Campo Marconi a Chioggia, la staffetta itinerante nel pomeriggio vede coinvolte la Biblioteca di Sant'Anna, la sala conferenze del Museo Civico, la Riva Vena all'altezza del Ponte Scarpa, oltre che la ludoteca di Sottomarina e il centro di aggregazione giovanile in via Zarlino, nel quartiere Tombola. Il focus della maratona è posto sulla letteratura scientifica per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, i 50 anni dall'allunaggio e le opere degli autori veneti del Novecento, in particolare Giovanni Commisso, di cui ricorrono i 50 anni dalla morte. Ma non mancheranno testi inediti delle associazioni e dei soggetti coinvolti. Per l'iniziativa è prevista anche l'apertura serale della Biblioteca Sabadino dalle ore 20 alle 22.